La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore Giampaolo Bottacin, ha approvato 2 delibere per potenziare il sistema di protezione civile regionale. Si prevedono nuovi finanziamenti per il potenziamento di mezzi, attrezzature e strutture dedicate alla protezione civile. L'assessore Bottacin ha specificato che saranno finanziati mezzi per 90 gruppi o associazioni, oltre alle 56 già approvate nel 2022, portando il totale dei sodalizi con dotazioni rinnovate a 246. Inoltre verranno finanziate 11 nuove sedi logistiche, sommandosi alle 24 già approvate nel 2022, per raggiungere un totale di 34 sedi dedicate alla protezione civile su tutto il territorio veneto. I finanziamenti previsti ammontano a 1.965.000 euro per mezzi e attrezzature e 640.000 euro per le nuove sedi. Ulteriori risorse sono state destinate alla manutenzione e sostituzione dei mezzi della colonna mobile regionale e provinciale, oltre a interventi durante emergenze, per un totale di 670.000 euro. Bottacin ha sottolineato che oltre a questi finanziamenti la Protezione Civile regionale continua con corsi di formazione ed esercitazioni sul campo per mantenere aggiornati i volontari, confermando l'eccellenza riconosciuta a livello regionale e nazionale. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.